egregio prefetto, gentile assessore generale, cari colleghi consoli, cari amici. È una serata particolare per me e per mia moglie Aurora questa sera. Già siamo il 14 luglio, si sa che si dice a Napoli che si piange due volte, una volta quando si arriva, una volta quando se ne va. E io devo dire non sono d'accordo, perché non ho pianto quando sono arrivato, non abbiamo pianto per niente, avevamo molto voglia, grande voglia di venire in questa meravigliosa città. E avevamo ragione, perché siamo stati accolti benissimo, non solo abbiamo trovato un sostegno dalle autorità locali, dalle grandi istituzioni della città, culturali, educative, economiche, ma anche un sostegno, un'accoglienza, una gentilezza da parte di tutti i napoletani che abbiamo incontrati. Quindi è stata veramente un'esperienza particolare e che ci ha legato per sempre, direi, a questa grande città. Così ho tanti bei ricordi di questi anni passati con voi. Teatro San Ferdinando per rendere omaggio al grande Edoardo, ciò che dimostra la sua relazione particolarmente forte con questa città e la sua straordinaria cultura. Poi l'ha ricordato lei, assessore, il centenario di Grenoble, questo bellissimo posto dove siamo insieme ancora oggi, che meritava di essere celebrato soprattutto non come un posto di cultura o di lingua francese, ma come un posto dove si è perpetuato la tradizione del legame tra la cultura francese e la cultura napoletana. Abbiamo anche, grazie a Davide Brandi, dimostrato la nostra volontà di contribuire alla diffusione della lingua napoletana, ospitando accanto ai corsi di lingua francese corsi di lingua napoletana. È un'altra cosa di cui sono molto felice e fiero. Quindi arrivo alla mia conclusione. Tengo a casa qua da 4 anni e ho conosciuto gente troppo bella. Non tengo parole per voi ringraziare. Grazie assai.